Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Il commissario Cotticelli nel corso dell'audizione in Commissione Sanità tronca le speranze sui precari, la legge è invalicabile, dice, vietate le 500 assunzioni. Il comune di Morano dice no all'ecodistretto, il sindaco abbiamo rispettato la volontà popolare, adesso si rischia il commissariamento, decisione formalizzata nel corso della riunione del Lato di Cosenza. Prefetti e questori della Calabria, vivo per affrontare l'emergenza della regione, criminalità, sanità e rischio sismico. Graziano e Oddati bloccano Oliverio, niente assemblea dei circoli il 27 settembre, il PD verso il rinnovamento, vicino all'accordo con il Movimento 5 Stelle. Si voterà il 10 novembre alla Mezzia Terme, lo ha deciso il Consiglio di Stato, l'ex sindaco Paolo Mascaro dice mi ricandido. Parte la seconda fase del reddito di cittadinanza, pronti ad insediarsi 150 navigator in Calabria. Il Catanzaro vince e torna in vetta alla classifica, la Regina segue a ruota dopo il punto conquistato a Terni, la Vibonese incassa 3 punti, brutta sconfitta del Rende che costa la panchina al tecnico Andreoli. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque la questione sanità anche oggi in primo piano, oggi la terza commissione consiliare ha approvato la cosiddetta legge salva precari, ma il commissario Cotticelli nel corso dell'audizione, sempre in commissione sanità, ha messo un punto fermo sul precariato calabrese, ha detto la legge è invalicabile, dunque vietate le 500 assunzioni. Il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Calabria, il generale Saverio Cotticelli, ha messo un punto fermo sul precariato calabrese. La legge è invalicabile, ha detto nel corso dell'audizione in Commissione Sanità del Consiglio regionale. Vietate dunque le 500 assunzioni perché rappresentano un numero che non è stato assorbito dai pensionamenti. Il generale Cotticelli dunque tronca le speranze e rispondendo ai vertici delle aziende ospedaliere e sanitarie calabresi aggiunge sul precariato è una guerra tra poveri. Poi il commissario ad acta chiede perché sono stati fatti i concorsi senza stabilizzare. Il problema dei precari va affrontato alla radice, aggiunge, dando ai nostri giovani certezze e stabilità per il futuro. Bisogna gettare la maschera, essere concreti e dire la verità. Il generale Cotticelli dice di comprendere il dramma dei precari, ma la legge, ribadisce, è invalicabile. È stato fatto il fabbisogno che il commissario trasmetterà al tavolo, che però ha vietato di fare assunzioni. Durante la seduta il commissario ad acta Cotticelli ha poi formalmente assunto l'impegno ad autorizzare l'immediata assunzione dei 65 operatori sociosanitari in graduatoria nell'ASP di Vibo Valentia. E intanto, al termine della seduta, la terza commissione del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un progetto di legge contenente provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari, la cosiddetta salva precari. E poi c'è la questione rifiuti, ebbene il comune di Morano ha detto no all'ecodistretto, il sindaco che ha ritirato la precedente delibera ha detto abbiamo rispettato la volontà popolare, una decisione formalizzata questo pomeriggio a Cosenza nel corso della riunione del Lato, ma il commissariamento possiamo dire dietro l'angolo, vediamo. Il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De Bartolo, oggi a Cosenza ha formalizzato nel corso della riunione del Lato la revoca della delibera di giunta con la quale candidava il territorio della cittadina del Pollino ad ospitare l'ecodistretto, impianto di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata. Una delibera, ha spiegato, che ha determinato una levata di scudi tanto di esponenti politici quanto di cittadini, pressioni e proteste che hanno indotto il primo cittadino a fare un passo indietro. De Bartolo ha anche rassegnato le dimissioni da vicepresidente del Lato, assicurando però il suo impegno per contribuire a trovare una soluzione all'annoso problema dei rifiuti. Già una soluzione, ma quale? Nessun territorio, a quanto pare, vuole l'ecodistretto. Nel corso della riunione è stata avanzata anche la proposta di mandare i rifiuti all'estero, con conseguenti aggravi di costi. Il commissariamento è dietro l'angolo. Allora, cosa accadrà? Penso che il commissariamento non è una soluzione politica importante, infatti stiamo discutendo oggi in assemblea anche se non abbiamo ancora raggiunto il numero legale, anche questo è un dato significativo e spero tanto che si arrivi a una soluzione. Ci sono gli spazi, ci sono le condizioni per poterlo realizzare, d'altra parte c'è il blocco totale del sistema, salta il banco, che significa uno che i comuni che non hanno regolarizzato i pagamenti con la Regione Calabria non potranno più conferire.
Due, che forse dobbiamo pensare intanto adesso a mandare i rifiuti all'estero. Pagheremo 4 volte quello che stiamo pagando adesso. Non penso che sia la soluzione migliore ed è necessario che ci sia davvero un momento di responsabilità da parte di tutti. Tenga presente che ho fatto riunioni con tutte le associazioni ambientaliste, tutte si sono mostrate favorevoli agli impianti, quindi non riesco davvero a comprendere il no. Chi non li vuole così? Ma davvero è un fatto, direi, una disinformazione che viene anche forse da qualche amministratore, che viene anche da qualcuno che attraverso gli enti o altro muove critiche che sono completamente infondate. Questo è il dato, cioè meraviglia questa presa di posizione ed è necessario che ci sia una controinformazione forte, che si dica che l'ecodistretto non è assolutamente una iattura, tutt'altro, soprattutto questi che abbiamo oggi moderni e che hanno impatto ambientale zero. Noi abbiamo da spendere nel nostro ecodistretto oltre 40 milioni di euro. Significa lavoro, significa rispetto dell'ambiente e significa anche meno tasse, altrimenti è esattamente il contrario, meno lavoro, più tasse è un problema che non è risolto. Saremmo l'unica provincia d'Italia a non avere risolto il problema. Prefetti e questori della Calabria vivo per affrontare le emergenze della regione, criminalità, sanità e rifiuti. Prefetti e questori della Calabria in conclave a Vibo Valentia, una riunione fiume che ha messo a confronto i diretti responsabili degli uffici territoriali del governo e delle questure calabresi per un'analisi articolata e per studiare le azioni comuni riguardo le principali criticità della regione. La riunione prefetti, ma non solo prefetti, anche dei questori della Calabria, riunioni periodiche che si sono tenute, si tengono e si terranno per esaminare argomenti di interesse comune. Noi ci confrontiamo su temi, come diceva il prefetto Zito, di interesse comune. Questo perché? Anche con i questori, per trovare una linea trasversale di operatività che sia servente al territorio. Quali sono gli argomenti con i quali ci siamo misurati fino adesso? Intanto, per esempio, un'analisi abbastanza approfondita sugli esiti di 2 esercitazioni di protezione civile che ieri si sono svolte, una nel territorio di Vibo Valentia e l'altra nel territorio di Catanzaro. Questo significa che noi analizzeremo e svilupperemo ulteriori lavori anche con riguardo alla rivisitazione dei COM, che è una cosa che dovrebbe inorgoglire la Calabria, perché è una delle prime regioni d'Italia che sta osservando questo fenomeno che sta per diventare concretezza, quindi non stiamo parlando di potenza, stiamo parlando proprio di atti che verranno svolti. Altri argomenti di comune interesse sono ovviamente le analisi, lo immaginerete bene, delle dinamiche sociali ed economiche e finanziarie che in qualche modo hanno attinenza con le disposizioni che la legge ci mette come dire, sul tavolo delle analisi con riguardo specifico alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale. E non solo, è importante in questo caso fare un punto, osservare cosa la legge ci ha portato fino adesso con le azioni delle forze di polizia, dei prefetti, che con l'analisi anche delle importanti operazioni di polizia giudiziaria. Ovviamente se ci sono delle questioni legate a mediazioni e di conflitti sociali noi le esaminiamo in quanto foriere di potenziali questioni legate all'ordine pubblico, ma non solo. La politica adesso, Graziano e Oddati bloccano Oliverio, niente assemblea dei circoli il 27 settembre, il PD verso il rinnovamento vicino all'accordo con il Movimento 5 Stelle.
C'è poco da fare, il PD non fa macchina indietro. Oliverio dovrà rassegnarsi a trovare una strada alternativa per riproporre la sua ricandidatura. Niente da fare, Graziano e Oddati scrivono ai segretari provinciali e ai segretari dei circoli del partito per incitarli a far decollare, è scritto proprio così, una stagione di profondo rinnovamento politico che apra alla Calabria le porte del futuro. La missiva fa leva sul mutato quadro politico nazionale e invita a tener conto del fermento che ha prodotto e dell'ipotesi di varare un patto civico intorno a un candidato in grado di costruire una coalizione la più ampia possibile. Tutto questo forse per dire che anche in Calabria si lavora per un accordo con il Movimento 5 Stelle, anche se il movimento non viene citato. I due, Graziano e Oddati, scrivono che l'opinione pubblica chiede al Partito Democratico apertura e unità, delusa da posizioni di arroccamento e autoreferenzialità. Le ultime battute della missiva sono tutte indirizzate a chi in queste ore si sta muovendo autonomamente. Le parole utilizzate da Graziano e Oddati sono queste: chiediamo di astenersi da iniziative e manifestazioni in contraddizione con quanto messo in atto sul piano nazionale. Il riferimento è all'assemblea dei presidenti dei circoli, programmata per il 27 settembre a Catanzaro. Fin qui la lettera. Ora, cosa succederà? Il partito che sta dentro il PD ufficiale terrà ugualmente l'assemblea, sfidando di fatto Graziano e Oddati? Oppure no? Lo sapremo presto. Visita del Presidente dell'ANPAL Parisi nel Centro per l'Impiego di Cosenza, presenti 60 navigator che parteciperanno alla seconda fase dell'attivazione del reddito di cittadinanza che prevede l'inserimento nel mondo del lavoro. Sono 70.000 i percettori del reddito in Calabria. Oltre all'impegno dei navigator servirà un sistema informativo efficiente. Il Centro per l'Impiego di Cosenza è pieno zeppo, come al solito, ma stavolta il rapporto numerico tra personale e utenti è capovolto, grazie alla presenza dei navigator, le nuove risorse contrattualizzate e formate che parteciperanno alla seconda fase di attuazione del reddito di cittadinanza, ricercando opportunità lavorative sul territorio, da proporre ai percettori del sostegno, che in Calabria sono circa 70.000. I 60 navigator che si occuperanno della provincia di Cosenza hanno accolto, insieme ai funzionari e dipendenti del centro e l'assessore Robbe, il presidente dell'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive, in visita nei CPI italiani nel bel mezzo di questa fase di svolta. Ci sono due aspetti dell'occupabilità. Pensiamo a molte persone che sono state marginalizzate dal mercato del lavoro, quindi erano inattive, quindi la cittadinanza ha fatto in modo che queste persone possano diventare attive, quindi il primo passo ad essere avvicinate al mercato del lavoro. Quindi i navigatori adesso si innescono in questo contesto in modo tale che possano essere preparati e formati per poi avere un'opportunità di lavoro che gli dia una vita dignitosa, quindi io sono molto ottimista, quindi questi sono due passaggi molto importanti. Ma chi sono i navigator? È una figura, potrei dire, polivalente, perché deve poter affiancare il centro per l'impiego, l'operatore, nel contempo deve sapere operare anche su strada, rastrellando le aziende, perché questo è il nostro compito principale, quello di fare l'incrocio per consentire un'agevolazione di questo incrocio tra domanda e offerta. E noi dobbiamo essere in grado di convincere, essere bravi a trovare quegli imprenditori che potranno inserirsi in questo nuovo database che verrà rilasciato dall'ANPAL, e nello stesso tempo essere però anche in grado di coinvolgere questi beneficiari del reddito di cittadinanza, capire anche le loro esigenze, quindi non soltanto una competenza tecnica ma anche psicologica. Adesso tocca a loro e ai centri per l'impiego, che dovranno favorire l'incontro tra chi offre occupazione e i percettori del reddito, un compito non facile sul territorio calabrese e senza una piena operatività del sistema informativo unitario. Al centro per l'impiego di Cosenza ne vengono assegnati 20. Noi abbiamo 32 dipendenti su un bacino di oltre 300.000 abitanti e 54 comuni da servire. I dati che arrivano dall'Inps non sono confortanti, circa 12.000 persone fanno riferimento a questo centro per l'impiego, quindi verranno convocate, verrà fatta una disamina per ogni famiglia e allora faremo sottoscrivere il patto di servizio sia per il lavoro che per l'inclusione attiva. La cronaca adesso, scontro frontale questo pomeriggio tra un'auto e un furgone a Paola sulla statale 18 in località Dreuda. Il bilancio è di un morto e un ferito, vittima un uomo di 48 anni che si trovava alla guida dell'auto. Un 51enne è stato arrestato a Nocera Terinese con l'accusa di estorsione. L'uomo indagato nell'operazione Happy Hour ha minacciato i genitori di un ragazzo che aveva dei debiti di droga.
Coinvolto nell'operazione Happy Hour del 21 agosto scorso, l'operazione dei Carabinieri che non ha impedito a un 51enne già agli arresti domiciliari per spaccio di minacciare pesantemente i genitori di un ragazzo affinché pagassero un debito contratto dal figlio per l'acquisto della sostanza stupefacente. La mamma e il papà costretti a consegnare al pusher 500 euro. L'uomo ora è finito in carcere con l'accusa di estorsione. L'arresto a Nocera Terinese è stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme. Secondo quanto ricostruito dai militari al padre del giovane, il 51enne avrebbe detto testualmente: «Se non vuoi che ammazzi tuo figlio, portami i soldi, vengo a casa tua ed entro nella tua abitazione con tutta la macchina». Minacce reiterate alla coppia, un dramma privato, la paura, il ricatto, il dolore di essere finiti nel tunnel buio della droga, un incubo finito per una famiglia normale. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Il prossimo 10 novembre si tornerà alle urne a Lamezia Terme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. A stabilirlo una sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato lo scioglimento degli organi amministrativi della città. I giudici di Palazzo Spada hanno accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e della Prefettura di Catanzaro contro la sentenza del TAR dello scorso febbraio che aveva temporaneamente fatto tornare in carica l'ex sindaco Paolo Mascaro, il quale fa sapere: «Mi ricandido». 2 giovani in manette a Corigliano Rossano per spaccio di sostanza stupefacente. Personale della Polizia di Stato ha sorpreso la giovane coppia con della sostanza stupefacente nascosta nel cruscotto. Gli agenti nell'abitazione dei due hanno trovato un bilancino di precisione e denaro contante. Un 76enne ha perso l'orientamento nei boschi mentre cercava funghi. È accaduto a Girifalco nel Catanzarese. Sono stati i familiari a far scattare l'allarme avvisando i carabinieri. L'uomo è stato ritrovato nella notte in località Fossa del Lupo. Le sue condizioni di salute sono buone. Gabbiette metalliche, contenitori per uccelli, un barattolo di sostanza adesiva, dei rami di leccio, persino un cardellino vivo utilizzato come richiamo per attirare altri uccelli nella stessa specie. Il materiale ritrovato nel corso di un'operazione antibracconaggio degli agenti della Polizia Provinciale di Cosenza, San Giovanni in Fiore nel Cosentino. 3 persone denunciate con l'accusa di cattura illegale di cardellini, riconosciuta come specie protetta. A Cosenza il raduno degli alpini del centro-sud e isole. Da domani e fino a domenica Cosenza accoglierà il raduno degli alpini del 4° raggruppamento del centro-sud e isole. Il raduno delle penne nere coincide quest'anno con il centenario dell'Associazione Nazionale degli Alpini ed è promosso dalla sezione di Napoli, Campania, Calabria dell'ANA. Noi ci teniamo che Cosenza, che è il nostro capoluogo di provincia, significhi un punto di aggregazione degli alpini, i quali si contraddistinguono per l'amicizia, la solidarietà, la fattività, sia Cosenza proprio il centro, per mostrare le potenzialità di Cosenza, del suo hinterland, della sua provincia e soprattutto far conoscere a tanti alpini che conoscono le nostre regioni settentrionali che nella nostra Calabria abbiamo delle possibilità paesaggistiche, turistiche, economiche di tutto riguardo, soprattutto se gli alpini vengono dati alla Calabria e la Calabria agli alpini, che come il nostro motto del raduno stesso recita. Un evento importante, la Calabria è la prima volta in assoluto che ospita queste iniziative. Alpini provenienti da diverse regioni d'Italia potranno apprezzare le eccellenze storiche e architettoniche della città dei Bruzzi. Hanno scelto Cosenza perché gli alpini nella nostra provincia sono transitati solo nel 1990, non in forma ufficiale, su iniziativa di una scuola elementare di Oriolo che aveva avanzato una richiesta in tal senso al Presidente della Repubblica. Ma non solo, anche per promuovere il territorio
dal punto di vista turistico, economico e culturale. Nei 3 giorni del raduno sono attese infatti in città circa 5.000 persone provenienti da varie regioni, anche dal Triveneto e dalla Valle d'Aosta. Il passaggio della Stecca sostanzialmente è la città che ospita il raduno l'anno prima, passa la Stecca, che è un fatto assolutamente simbolico, cioè è un passaggio di testimone sostanzialmente alla città che lo ospiterà l'anno successivo. E in questo caso è Assisi, quindi ci sarà questo passaggio della Stecca in piazza Bilotti alla presenza del sindaco di Cosenza e del sindaco di Assisi, che dovrebbe già essere qui da sabato. Lo sport e il calcio di Serie C con il turno infrasettimanale che ha visto protagoniste le formazioni calabresi. Vediamo com'è andata. Una sconfitta pesantissima quella del Rende a Pagani, che prende 5 schiaffi in faccia dalla formazione di Erra, un tracollo che costa la panchina al tecnico Andreoli, momentaneamente sostituito dal suo vice tricarico nell'allenamento odierno, in attesa di individuare il suo successore. Sono ore decisive, i nomi che circolano sono quelli di Dionigi, Orlandi, Maurizi e De Angelis. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, ma tornando alla sfida del Marcello Torre, i calabresi hanno avuto un approccio importante, aggredendo la Paganese e rendendosi pericolosi sin da subito. Poi Scimia, dopo un quarto d'ora, ha firmato il vantaggio rendese. Dopo il gol realizzato è ancora la squadra del presidente Coscarella la padrona del match e sempre Scimia va vicinissimo al raddoppio. La Paganese, dopo il colpo subito, si riorganizza e prima del riposo pareggia i conti. Poi nel secondo tempo l'atteggiamento dei padroni di casa cambia le sorti della sfida e Diop, con la sua doppietta personale, spegne definitivamente le speranze dei biancorossi, che capitolano quando Alberti e Schiavino segnano le reti del definitivo KO. I bianchimano con un gol per tempo a chiudere la pratica Rieti e a riportare il Catanzaro in vetta alla classifica, questa volta condivisa con la Ternana. Cattiveria agonistica e maggiore concretezza le parole d'ordine dei giallorossi, che dopo lo stop subito pochi giorni prima rialzano la testa e guardano avanti verso un obiettivo quanto mai alla portata. Poca cosa il Rieti al cospetto delle Aquile, che dopo alcuni tentativi a vuoto riescono a sbloccare la sfida e a conquistare 3 punti preziosi in vista della gara con la Casertana. La Regina invece resta in scia delle prime, ad un solo punto di distanza, e sfiora l'impresa nello stadio che in passato ha visto il tecnico Amaranto protagonista. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Toscano sblocca il risultato in apertura di ripresa con Bresciano e poi, nonostante le occasioni per il raddoppio, subisce il forcing degli umbri che, dopo aver colpito la traversa, pareggiano i conti con Salzano. Alla Regina resta l'amaro in bocca, ma si consola con il 6° risultato utile consecutivo. Vince in casa la Vibonese, che contro il Picerno in un quarto d'ora chiude agevolmente la sfida. A nulla serve il gol della bandiera realizzato dai lucani, una formazione in crescita quella di mister Modica, che siamo certi regalerà grandi soddisfazioni. Adesso le previsioni del tempo. L'Italia è sul confine tra l'anticiclone delle Azzorre ad ovest e il flusso atlantico a nord, che piega sulla penisola balcanica. Lungo questo corridoio scorrono deboli correnti occidentali apportatrici di nuvolosità variabili a tratti, anche sulla Calabria. Domani al mattino sereno o poco nuvoloso. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme sui rilievi. Saranno possibili locali rovesci, specie sulla Sila Piccola, in estensione a Presila Catanzarese, su Pollino, Monti dell'Orso Marso, Serre Vibonesi e Aspromonte. Altrove il cielo si presenterà tra poco e parzialmente nuvoloso, sempre dal pomeriggio. Temperatura stazionaria. Domani venti a regime di brezza ovunque, dai quadranti occidentali sul Tirreno, da quelli orientali sullo Ionio, con mare ovunque, quasi calmo o poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.